Passaggio ai 100 metri con Alberto Pavan, atleta dello Sport Life Montebelluna, che vira in 1:05.16. Alberto Pavan ancora avanti, 1:38.74. Questi gli atleti della quarta serie assoluta maschile dei 400 stile libero. Ricordiamo che a seguito delle 4 serie assolute ci saranno le 3 premiazioni che daranno la conclusione e il saluto per quanto riguarda questa sessione mattutina alla prima parte del 15° Memorial Chiara Giavi. A metà gara intanto Alberto Pavan 2:12.22. Come ha ricordato Federica, al termine di queste 4 serie di 4 stili assoluti ci saranno le premiazioni. Quindi invitiamo gli atleti a non allontanarsi e a rendersi disponibili per le premiazioni. I loro nomi sono Lorenzo Gori, Jacopo Fratter, Davide Casarin, Moises Daniel Loschi, Luca Speranzon e Safra Yuval. Intanto Alberto Pavan 3:19.44 ai 300 metri, vira ora ai 350. Ultime 2 vasche per l'atleta dello Sport Life Montebelluna. Sono alla partenza per la terza serie Andrei Radetti, Radinante Stadria Monfalcone in corsia 2. In corsia 3 Nicolò Orlandi Antares, in corsia 4 Roc Zaccaria Corizia Nuoto, in corsia 5 Marco Concina Antares. E allora siamo nel finale di gara con Alberto Pavan che va a vincere e merita gli applausi del pubblico per Alberto Pavan. Vince questa quarta serie in 4:26.12. Atleta accreditato di 4:38.00, quindi ampio miglioramento per Alberto Pavan. Matteo Ruffini chiude ora in 4:56.67, poi ci sarà Simone Manovali che sta per concludere le sue fatiche. Questa quarta serie assoluta maschile partirà fra breve la terza serie, quindi siamo alle ultime 3 batterie da 400 stile libero prima delle premiazioni.